Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella catechesi di oggi proseguiamo la riflessione sui nonni, considerando il valore e l'importanza del loro ruolo nella famiglia. Lo faccio immedesimandomi in queste persone, perché anche io appartengo a questa fascia di età. Quando sono stato nelle Filippine, gli abitanti delle Filippine, il popolo filippino, mi salutava dicendo Lolo Chico, cioè nonno Francesco. Lolo Chico dicevano. Una prima cosa è importante sottolineare. È vero che la società tende a scartarci, ma di certo no il Signore. Il Signore non ci scarta mai. Lui ci chiama a seguirlo in ogni età della vita e anche l'anzianità contiene una grazia e una missione, una vera vocazione del Signore. L'anzianità è una vocazione. Non è ancora il momento di tirare i remi in barca. Questo periodo della vita è diverso dai precedenti, non c'è dubbio. Dobbiamo anche un po' inventarcelo, perché le nostre società non sono pronte spiritualmente e moralmente a dare adesso, a questo momento della vita, il suo pieno valore. Una volta, in effetti, non era così normale avere tempo a disposizione. Oggi lo è molto di più e anche la spiritualità cristiana è stata colta un po' di sorpresa e si tratta di delineare una spiritualità delle persone anziane. Ma grazie a Dio non mancano le testimonianze di santi e sante, anziani. Sono stato molto colpito dalla giornata per gli anziani che abbiamo fatta qui in Piazza San Pietro lo scorso anno, la piazza piena. Ho ascoltato storie di anziani che si spendono per gli altri. E anche storie di coppie, di matrimonio che vengono e dicono ma oggi facciamo il 50° di matrimoni, oggi facciamo il 60° di matrimonio. Io dico ma farlo vedere ai giovani che si stancano presto, la testimonianza degli anziani nella fedeltà. E in questa piazza c'erano tanti quel giorno. È una riflessione da continuare in ambito sia ecclesiale che civile. Il commovente e incoraggiante è l'immagine di Simeone e di Anna, dei quali ci parla il Vangelo dell'infanzia di Gesù, composto da San Luca. Erano certamente anziani, il vecchio Simeone e la profetessa Anna che aveva 84 anni. Non nascondeva l'età questa donna. Il Vangelo dice che aspettavano la venuta di Dio ogni giorno, con grande fedeltà, da lunghi anni. Volevano proprio vederlo quel giorno, coglierne i segni, intuirne l'inizio.
Forse erano anche un po' rassegnati ormai a morire prima. Quella lunga attesa continuava però a occupare tutta la loro vita. Non avevano impegni più importanti di questo: aspettare il Signore e pregare. Ebbene, quando Maria e Giuseppe giunsero al Tempio per adempiere le disposizioni della legge, Simeone e Anna si mossero di slancio, animati dallo Spirito Santo. Il peso dell'età e dell'attesa sparì in un momento. Essi riconobbero il bambino e scoprirono una nuova forza per un nuovo compito: rendere grazie e rendere testimonianza per questo segno di Dio. Simeone improvvisò un bellissimo inno di giubilo. È stato un poeta in quel momento. E Anna divenne la prima predicatrice di Gesù. Parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Cari nonni, cari anziani, mettiamoci nella scia di questi vecchi straordinari. Diventiamo anche noi un po' poeti della preghiera. Prendiamo gusto a cercare parole nostre. Riappropriamoci di quella che ci insegna la parola di Dio. È un grande dono per la Chiesa la preghiera dei nonni e degli anziani. La preghiera degli anziani e dei nonni è un dono per la Chiesa, è una ricchezza, una grande iniezione di saggezza anche per l'intera società umana, soprattutto per quella che è troppo indaffarata, troppo pressa, troppo distratta. Qualcuno deve pur cantare anche per loro, cantare i segni di Dio, proclamare i segni di Dio, pregare per loro. Guardiamo a Benedetto XVI, che ha scelto di passare nella preghiera e nell'ascolto di Dio l'ultimo tratto della sua vita. È bello questo. Un grande credente del secolo scorso, di tradizione ortodossa, Olivier Clément, diceva: una civiltà dove non si prega più è una civiltà dove la vecchiaia non ha più senso. E questo è terrificante. Noi abbiamo bisogno prima di tutto di anziani che pregano, perché la vecchiaia ci è data per questo. Abbiamo bisogno di anziani che preghino, perché la vecchiaia ci è data proprio per questo. Ma cosa bella, Cosa bella, la preghiera degli anziani. Noi possiamo ringraziare il Signore per i benefici ricevuti, a riempire il vuoto dell'ingratitudine che lo circonda. Possiamo intercedere per le attese delle nuove generazioni e dare dignità alla memoria e ai sacrifici di quelle passate. Noi, gli anziani, possiamo ricordare ai giovani ambiziosi, che una vita senza amore è una vita arida. Possiamo dire ai giovani paurosi che l'angoscia del futuro può essere vinta. Possiamo insegnare ai giovani troppo innamorati di se stessi che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. I nonni e le nonne formano la corale permanente
di un grande santuario spirituale, dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel campo della vita. La preghiera, infine, purifica incessantemente il cuore. La lode e la supplica a Dio prevengono l'indurimento del cuore nel risentimento e nell'egoismo. Come bruto il cinismo di un anziano che ha perso il senso della sua testimonianza, disprezza i giovani e non comunica una sapienza di vita. Invece, come è bello l'incoraggiamento che l'anziano riesce a trasmettere al giovane in cerca del senso della fede e della vita. È veramente la missione dei nonni, la vocazione degli anziani. Le parole dei nonni hanno qualcosa di speciale per i giovani e loro lo sanno. Le parole che la mia nonna mi consegnò per iscritto il giorno della mia ordinazione sacerdotale le porto ancora con me sempre nel breviario e le leggo spesso e mi fa bene. Come vorrei una Chiesa che sfida la cultura dello scarto con la gioia traboccante di un nuovo abbraccio tra i giovani e gli anziani. E questo è quello che oggi chiedo al Signore, questo abbraccio.